Incidente che ha paralizzato il traffico per diverso tempo, quello di stamattina lungo via Castion, Rossano Veneto, poco prima delle 10. Un'autocisterna della Dissegna Group contenente gasolio stava transitando in direzione Rossano quando ha svoltato a sinistra per entrare negli stabilimenti della ditta Fiorese Group. È stato a quel punto che con la parte anteriore sinistra il pesante mezzo è entrato in collisione con la moto BMW condotta da un 65enne di Quinto di Treviso, moto che procedeva nella stessa direzione di marcia ma che si trovava in fase di sorpasso. Non è chiara l'esatta dinamica del sinistro. Sul posto si è portata l'ambulanza del SUEM di Castelfranco Veneto in appoggio a quella di Bassano, mentre in un primo momento pareva esserci anche la necessità dell'elisoccorso. Il motociclista è stato trasportato dall'ambulanza all'ospedale di Castelfranco. Per lui non codice rosso come ipotizzato in un primo momento, ma codice giallo per fratture multiple costali e fratture cervicali. A fare luce sulla dinamica di quanto accaduto i carabinieri della compagnia di Bassano, che hanno fatto procedere però gli uomini dell'Arma della stazione di Rosà.